Ben ritrovati dalla redazione. Definita la squadra degli 8 assessori e 3 consiglieri delegati che affiancherà il neo sindaco di Monfalcone Luca Fasan per i prossimi 5 anni nel suo mandato. La scelta della squadra, così Fasan, è frutto di un'attenta valutazione delle competenze, delle esperienze e dell'impegno dimostrato sul territorio. Si tratta di una giunta che unisce capacità amministrativa e conoscenza delle esigenze della comunità. Il prossimo presidente dell'autorità portuale di Trieste e Monfalcone sarà Antonio Guerrieri, che da settimane era considerato l'assoluto favorito alla successione di Zeno D'Agostino. Ora una nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti rende ufficiali i pronostici. L'iter di nomina prevede ancora una serie di passaggi formali che richiederanno circa un mese, ma il MIT ha espresso la sua preferenza e, secondo quanto trapela, la Regione garantirà a stretto giro la propria condivisione e gli accordi tra il ministro Matteo Salvini e il suo vice Edoardo Rixi e il presidente Massimiliano Federica. Erano d'altronde fatti da tempo. Raggirata è convinta a sborsare oltre 40.000 euro tramite una serie di bonifici. Ennesimo episodio di truffa a Trieste, questa volta ai danni di una settantenne. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri di Via Ermete lo scorso 20 marzo e un mese dopo, in seguito a un'approfondita indagine, i militari dell'Arma hanno deferito in stato di libertà un uomo originario del centro Italia. Una donna indagata perché è ritenuta presunta responsabile della morte del feto quando era incinta dovuta ad un abuso di sostanze cannabinoidi e benzodiazepine. Sulla vicenda avvenuta in provincia di Pordenone indaga la polizia coordinata dalla procura di Pordenone. La magistratura, sospettando un distacco intempestivo massivo di placenta in travaglio precipitoso, ha indagato la donna e disposto l'autopsia del corpo della neonata. Il nostro Paese, nell'assicurare un generale diritto alla salute, deve migliorare culturalmente nella capacità di dare le giuste garanzie a chi si occupa delle nostre comunità che, ha sottolineato Riccardi, deve essere messo nelle condizioni di esercitare con la dovuta serenità la propria attività. La misura siglata da Suggi e Arma dei Carabinieri va senz'altro in questa direzione. L'accordo della durata di 5 anni prevede un'agevolazione del 15% sul costo di una lunga serie di visite specialistiche per gli stessi militari in servizio attivo presso i reparti dell'Arma dei Carabinieri di Gorizia e Trieste, ma anche per i loro familiari entro il secondo grado, nonché per il personale in quiescenza. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: cielo in prevalenza coperto sulla nostra regione con piogge in genere abbondanti, anche temporalesche verso la costa, quota neve in calo a 1600-1800 metri. Dal pomeriggio cielo nuvoloso con graduale cessazione delle piogge. Nella notte e al pomeriggio soffierà vento moderato da nord o nord-est, poi bora moderata sulla costa, specie a Trieste. Temperature in calo. Per quanto riguarda le temperature appunto in pianura, minime fra 10 e 13, sulla costa fra 13 e 15 gradi, le massime ovunque fra 14 e 17 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.